È di 18 morti e alcune migliaia di sfollati il bilancio ancora provvisorio del passaggio sull'isola del ciclone Cleopatra, una strage che ha colpito in particolare la Galluria Nuorese, una devastazione che ha lasciato interi territori sotto la furia delle acque. Olbia, Torpè, Biti, Galtellì, Posada sono stati investiti da migliaia di metri cubi d'acqua che hanno inondato il centro abitato. Tra le vittime donne, bambini, anziani e un poliziotto, l'ispettore capo Luca Tanzi, in servizio nella questura di Nuoro. 40 anni, che è deceduto mentre insieme a 3 colleghi stava scortando un'ambulanza all'ospedale di Nuoro. Sull'Auliana d'Orgali un ponte è crollato facendo precipitare per una decina di metri il fuoristrada della polizia. Per Tanzi, che lascia la moglie e 2 bambini, non c'è stato nulla da fare. Gravi le condizioni dei colleghi ricoverati nell'ospedale San Francesco di Nuoro. La situazione è ancora in evoluzione e il maltempo in queste ore ha concesso una tregua, ma è previsto un peggioramento in serata. Si sta facendo la conta dei danni che sono ingenti. Strade sparite, campagne trasformate in laghi, abitazioni sommerse, opere civili cancellate. Il Consiglio dei Ministri si è riunito in seduta straordinaria e ha proclamato lo stato di calamità naturale, stanziando i primi 20 milioni di euro per l'emergenza. Il capo della Protezione Civile, il prefetto Franco Gabrielli, è nell'isola per verificare l'entità dei danni e coordinare la macchina dei soccorsi. Stamattina alle 10:30 ha tenuto un vertice in prefettura a Nuoro insieme al governatore Ugo Cappellacci. Quindi è partito per Cagliari dove si è tenuta una riunione della giunta regionale dedicata all'emergenza.